di applicazioni della robotica ne parliamo con un massimo esperto, Bruno Siciliano, professore all'Università Federico II di Napoli. Ben arrivato innanzitutto, professore. È un piacere ritrovarvi. Allora, Siciliano è uno dei massimi esperti del settore, dicevamo, anche perché è il vincitore del prestigioso Engelberger Robotics Awards 2022, il premio più ambito praticamente per chi lavora nel mondo della robotica, si può un po' paragonare al Nobel, diciamo così, della robotica. Allora, piacere ancora di ritrovarla. Professore, data la panoramica sui numeri che abbiamo fatto sul fronte Italia internazionale, le chiederei un commento un po' per capire quali sono i trend della robotica che appunto sta riscontrando, e c'è un dato poi di fatto che i cobot, i collaborative robot, sì, oggi rappresentano ancora un piccolo mercato all'interno della robotica industriale, ma è il mercato che sicuramente sta crescendo di più, e questo fa capire già un primo trend, cioè quello di un stretto contatto, uno stretto lavoro tra l'uomo e appunto il robot. Sì, infatti è assolutamente così. Tra l'altro non è un caso che stanno crescendo, sono cresciute le applicazioni e le integrazioni di robot antropomorfi, proprio perché in qualche modo l'antropomorfismo del manipolatore è quello che più si confà alla intuitività da parte dell'utente. Il cobot con l'industria 4.0 ha consentito lo sviluppo di applicazioni anche per i meno esperti, cioè parlo per esempio delle piccole e medie imprese che ovviamente non possono investire grossi capitali nella robotizzazione, nell'automazione di un sistema produttivo. Per cui il cobot si presta molto bene a questa interazione, a questa collaborazione, come dice il neologismo del termine inventato, cobot, no? Robot pensato per la collaborazione, e questo trend andrà solo a crescere. È chiaro che i numeri sono ancora bassi, perché quello che in realtà si riscontra è una mancanza di standardizzazione. Cioè, cosa voglio dire? Come faccio a giudicare se questo il robot A sia più sicuro del robot B? E purtroppo, diciamo, a livello di regolamentazione siamo un attimo in ritardo sul fatto che un robot possa essere utilizzato in totale sicurezza in uno spazio, come io amo dire, antropico, cioè di coabitando con l'essere umano. Però ecco, questa insomma è una sfida che è partita e che tra l'altro la tecnologia attuale già ci consente di utilizzare al meglio quelli che sono i sensori del robot per sentire la presenza dell'uomo, evitare il rischio di impatti accidentali e soprattutto consentire di sviluppare l'applicazione come un qualunque utente lo farebbe con un elettrodomestico intuitivo. Cioè noi ci mettiamo al volante di un'automobile, utilizziamo uno smartphone in maniera totalmente intuitiva, senza leggere il manuale di istruzione né stare a scrivere centinaia, migliaia di linee di codice, come è avvenuto per la vecchia programmazione, certo, dei robot industriali. È un altro dei trend, è proprio la semplicità di utilizzo di queste nuove tecnologie, è un altro sicuramente dei trend, professore. Senta, i campi di applicazione che stanno vedendo maggiormente l'introduzione di robot? Ma oltre a quello che è il robot per la manifattura, io qua parlo della manifattura agile, nel campo della robotica industriale un grosso boost è stato nel campo della logistica. Perché? Perché tra l'altro motivato anche dall'emergenza pandemica, nel senso che i profitti per le applicazioni di logistica sono più che quintuplicati. I tre campi che poi insieme all'industria e alla manifattura agile stanno riscontrando il maggiore sviluppo sono quelli della ispezione e manutenzione. Pensiamo per esempio ai droni, no? Ai robot volanti, in cui si è offerta la possibilità non solo di fare un'ispezione, cioè avere un occhio volante, ma anche avere una mano volante, cioè il fatto di poter fare un'operazione di manipolazione aerea. Quindi nel momento in cui si parla di ispezione e manutenzione ci riferiamo non solo ai grossi impianti industriali, per esempio gli scambiatori di calore, gli impianti chimici, i gasdotti, gli oleodotti, ma anche alle infrastrutture civili, cioè alla ispezione e manutenzione sistematica di strutture tipo ponti, viadotti, tunnel. Pensiamo per esempio alla tragedia del Ponte Morandi di qualche anno fa. Gli altri due settori sono quello della salute, che ovviamente è chiaramente l'uso buono della tecnologia, e qua quando parlo di salute parlo sia alla realtà della chirurgia robotica che quello della riabilitazione. E ancora un altro campo che pure sta riscontrando grosso sviluppo è quello dell'agritech, dell'agri-food. Perché? Perché si è capito che se vogliamo puntare a una agricoltura
tecnologico, agricoltura a chilometri zero e così via, l'automazione e la robotica possono per esempio consentire il risparmio di uso di fertilizzanti o di prodotti chimici, quindi avere dei prodotti ecco, insomma, Certo. più naturali, no? E la stessa cosa nell'industria alimentare, no? Quindi pensiamo, anche se ovviamente là è molto legato al settore della logistica, no? del packaging. Senta, lei ogni giorno è a contatto con tanta tecnologia attraverso anche Prismalab, il laboratorio che lei segue, dirige attraverso appunto l'Università Federico II, e dunque come sta procedendo un po' il rapporto tra l'intelligenza naturale, quella umana chiamiamola così, e quella artificiale all'interno un po' degli ambienti produttivi anche? Ma allora, legato al discorso della intuitività, è ovvio che l'intelligenza, io personalmente guardo l'intelligenza artificiale come una, forse se non la più importante tecnologia abilitante per lo sviluppo di sistemi robotici avanzati. L'industria 4.0 è in realtà da 12-13 anni a questa parte. È ovvio che nel momento in cui io voglio sviluppare un sistema che non sia solo un cyber physical system, cioè un sistema in cui la realtà fisica viene integrata con quella digitale, ma un sistema che in qualche modo guardi all'uomo e al singolo utente. Tutto sommato, i cobot nell'industria 4.0 hanno consentito alla persona meno esperta di realizzare un'applicazione in maniera intuitiva. Bene, in qualche modo, nel momento in cui noi vogliamo rendere tutto ciò che ci viene dall'intelligenza artificiale su una scala, come mi piace dire, umanocentrica, quindi aggiunge la dimensione naturale, è chiaro che a questo punto il robot può anche profilarsi, può anche adattarsi alle caratteristiche del singolo utente. In uno dei progetti europei nel quale il Prismalab è stato coinvolto, noi proprio studiammo la interazione robot-essere umano fisica, a seconda un conto se sono io che ho una stazza notevole, oltre 100 kg, che va a utilizzare un robot, un altro invece è una gentile fanciulla che magari diciamo, pesa molto di meno e ha anche una maniera di confrontarsi con il robot diversa. Quindi è ovvio che diciamo, questa dimensione di adattarsi alle caratteristiche dell'essere umano è un qualche cosa su cui ora la tecnologia deve puntare per una diffusione ampia dei robot per le applicazioni che poi non siano solo quelle industriali, ma che un domani potrebbero essere quelle diciamo di tutti i giorni. Senta, a proposito di intelligenza artificiale, ha mai chiesto a ChatGPT quale potrebbe essere il suo utilizzo nella robotica? No, non gliel'ho chiesto direttamente perché io avevo fatto una domanda preliminare a ChatGPT, motivato, mia figlia aveva installato l'app ChatGPT, quindi ovviamente sapendo che il papà si interessa di robotica gli ha chiesto che cosa fosse la robotica. La risposta è stata, come dire, convincente perché in effetti non c'era scritto nulla di sbagliato, però molto neutrale, molto diplomatica, tant'è vero che poi chiedendo le fonti ChatGPT ha risposto alle diciamo, fonti autorevoli, per cui è chiaro che nel momento in cui io vado a chiedere diciamo, l'utilizzo è ovvio che diciamo, questo che dico io, cioè i 4 pillars dei 4 settori della robotica è public domain, per cui ChatGPT accedendo ai dati mi dirà quali sono diciamo, i trend di sviluppo. Però ecco, secondo me insomma, ChatGPT è sicuramente utile per la robotica. Io guardo a questo come una base di partenza. Provo a fare un brevissimo paragone. Nel momento in cui noi, per esempio, passiamo un testo in italiano al traduttore Google, la base è chiaro che se è un linguaggio che noi non conosciamo, ci accontentiamo del risultato che il traduttore ci dà. Però se io passo un testo in italiano e in inglese, che conosco quasi a livello diciamo, di lingua madre, è chiaro che è una ottima base di partenza. Allora, perché non utilizzare ChatGPT per esempio per scrivere delle linee di codice, che è una cosa che io ho provato, nel senso ho fatto scrivere del codice MATLAB oppure anche addirittura codice ROS, che è l'interfaccia di controllo in tempo reale dei robot. Insomma, quindi questo è senz'altro utile, però poi è chiaro che il risultato deve essere poi personalizzato. Questo è innegabile, il che poi si lega al discorso che alla fine al centro di qualunque tecnologia più avanzata deve e l'auspicio che rimanga sempre diciamo l'essere umano, cioè quello più bravo a utilizzare ChatGPT. Senta, un po' in un flash, quali sono i rischi associati all'intelligenza artificiale? Riscontra un diciamo, più potenziale positivo o negativo? Ma io sono un tecnofilo per cui ci vedo solo aspetti positivi. È ovvio che l'aspetto della privacy, l'aspetto della sicurezza e poi anche l'aspetto della affidabilità
di un'informazione, di un dato fornito da un algoritmo di intelligenza artificiale. Però io guardo in positivo, cioè internet ha cambiato la nostra vita. In internet c'è tutto e c'è niente, come dico io, no? Nel senso che, diciamo, io penso che i benefici che questa tecnologia disruptive ci ha portato siano sicuramente maggiori dei malefici, cioè dei danni che magari uno può prendere un'informazione su internet per buona, per veritiera, mentre invece è un fake. Quindi io non vedo un rischio particolare associato all'intelligenza artificiale rispetto alle grosse, diciamo, innovazioni tecnologiche che ci sono state. Ovviamente sarà a noi utilizzare il meglio dell'intelligenza artificiale. Senta, qual è la cosa che l'ha più sorpresa a livello tecnologico negli ultimi anni? Ma se limitiamo nel campo della robotica, insomma, ovviamente io guardo, nel momento in cui si parla di tecnologia, devo pensare anche a una tecnologia a livello elevato, no? Si parla di TRL, di Technology Readiness Level. Bene, una tecnologia che mi ha sorpresa molto in positivo, soprattutto per l'abbattimento dei costi, sono stati i robot indossabili, gli esoscheletri. Perché? Perché noi siamo partiti da apparecchiature prototipali, dal costo proibitivo che magari solo alcuni centri di riabilitazione potevano permettersi, e ora ci sono dei prodotti commerciali che non sono ancora a livello di prezzo di questi oggetti, cioè di uno smartphone oppure di un tablet oppure di un computer, ma che comunque hanno un uso anche per le persone comuni, cioè non solo per le persone che hanno necessità di una riabilitazione senza motoria. Gli esoscheletri vengono utilizzati dagli operai, dai facchini, vengono utilizzati, diciamo, non solo nelle industrie, no? Per esempio l'industria automobilistica, in cui magari c'è un lavoro montaggio da fare, ma anche per esempio nei supermercati. Quindi ecco, questo è un qualche cosa che io mi aspettavo che potesse avvenire, però il gradiente con cui è cresciuta la diffusione di questi device è stato più veloce di quello che probabilmente ci saremmo aspettati, anche per un discorso di commercializzazione e di abbattimento dei costi. E invece la cosa che l'ha più delusa? Ma io, diciamo, forse deluso il fatto che, a mio avviso, a livello, cioè i grossi players, i grossi stakeholders, e anche, oserei dire, a livello politico, non hanno capito quella che è la grossa potenzialità della tecnologia robotica nel momento in cui la vado a correlare con l'intelligenza artificiale. Non a caso spesso si parla di intelligenza artificiale e di robotica quasi come se fossero due sinonimi. Secondo me sono due tecnologie fortemente integrate, però di qui a dire che un algoritmo di intelligenza artificiale possa controllare, possa governare il comportamento di qualsiasi robot, ignorando quello che poi è la fisica, la meccatronica del sistema, ecco, qua ce ne passa. Secondo me a livello mediatico è stata in qualche modo edulcorato il potenziale della robotica nel momento in cui io posso utilizzare al meglio degli algoritmi, delle tecniche di intelligenza artificiale. Quindi non è una vera e propria delusione, però è un monito, anche per esempio quando è stato lanciato il piano Next Generation Europe, quindi parliamo del PNRR, io scrissi un commento su Repubblica in cui io denunciai il fatto che è strano che nel PNRR, quindi realtà italiana, in cui l'ha detto bene nei dati, noi abbiamo una eccellenza che spazia dal campo industriale a quello delle piccole e medie imprese, delle start-up e dei laboratori di ricerca, sembrava strano non aver trovato il termine robot nelle 272 pagine del PDF del PNRR. In realtà poi dei finanziamenti sono arrivati, perché secondo me insomma c'è la narrazione tipica che AI e robotica siano la stessa cosa. Secondo me è una narrazione distorta, quindi questa forse è stata la delusione da robotico navigato da 40 anni a questa parte. Senta, cosa risponde a chi continua a sostenere, nonostante più fonti istituzionali e autorevoli che dicono il contrario, che l'automazione toglierà posti di lavoro? Professore. Ma questo, insomma, io se ricordo bene, diversi anni fa al World Economic Forum fu fatto uno statement di questo genere, che a causa della robotica e dell'automazione si sarebbero persi 5 milioni di posti di lavoro. Però in realtà si tratta di una riconversione. Ci sono dei lavori che sono frustranti, alienanti, ci sono dei lavori che sono dispendiosi. Pensiamo per esempio ai vari operai, ai vari tecnici che devono fare interventi su sistemi, diciamo, cosiddetti ostili, in ambienti ostili. Bene, io penso che
grazie allo sviluppo della tecnologia. In questo, per esempio, il 5G ci sta dando una grossa mano. Perché? Perché col 5G sarà possibile realizzare una transizione naturale da quelle che sono le tecnologie dell'informazione alle tecnologie dell'interazione. Nel commento che dicevo prima, l'articolo su Repubblica, insomma, io citavo questo commento su Nature che scrissi con Antonio Bicchi, un amico e un collega dell'Università di Pisa, sul fatto che nel momento in cui io voglio remotizzare la percezione tattile, quindi voglio una possibilità di andare a remotizzare quella che è una skill umana, quindi non solo dei dati, un things, diciamo, delle cose, no? Dei dati statici, ma anche un fatto dinamico, cioè una percezione sensoriale dinamica. È chiaro che in questo modo noi potremmo gradualmente superare anche il problema e il falso problema della disoccupazione tecnologica. Perché? Perché potremmo consentire il fatto che l'operatore faccia anche un tipo di lavoro più dignitoso rispetto ripeto, al rischio, all'alienazione e ai costi di lavori che probabilmente nessuno vorrà più fare. Senta professore, in ultima battuta la riporto sulla strettissima attualità. La scorsa settimana Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, è andato a sorpresa a Palazzo Chigi, state vedendo le immagini, per ben 2 volte, incontrando prima il ministro degli esteri Antonio Tajani e poi la premier Giorgia Meloni. Natalità, intelligenza artificiale, ma anche insomma la possibilità di investire in auto elettriche in Italia. Chissà se arriverà prima o poi un nuovo stabilimento di Tesla anche in Italia i prossimi anni. Diversi temi dunque al centro dell'incontro, con un personaggio che sicuramente fa parlare molto di sé. E dunque sappiamo che tra le tante attività dell'uomo più ricco del mondo c'è poi lo sviluppo di robot umanoidi. E infatti nell'ultima assemblea degli azionisti di Tesla Elon Musk ha presentato proprio un video in cui ha voluto mostrare un po' tutti i progressi del suo robot Optimus. Eccolo qua, lo state vedendo. E allora arriva un po' una domanda forse un po' bizzarra: se oggi incontrasse Elon Musk, cosa le direbbe, professore, da esperto di robotica? Ma io sarei curioso di sapere come vede un investimento nel breve e del medio periodo di TeslaBot, cioè di Optimus, quello che poi è stato battezzato Optimus. Sì. Perché? Perché è chiaro che con Tesla e con SpaceX lui ha avuto un ritorno commerciale. Perché? Perché sono, insomma, ovviamente non a caso è diventato l'uomo più ricco del mondo, no? Credo che se la giochi con Jeff Bezos, credo. Beh, allora io gli chiederei, alla stregua del fatto che i robot umanoidi sono su una prospettiva di tecnologia di là da venire, cioè parliamo di qualche cosa tra 15 e 20 anni. D'altra parte l'esperienza di grossi player tipo Honda, oppure la stessa Boston Dynamics, che ora è di proprietà coreana, no, della Hyundai, ci ha rivelato che Asimo e Atlas, che sono le 2 piattaforme sviluppate, in realtà erano delle piattaforme molto avanzate che potessero consentire il fallout, cioè di risultati per sistemi invece a TRL più elevato, quindi vicini alla commercializzazione. Onestamente io non credo nel fatto che Optimus possa diventare un prodotto commerciale nel giro di 5-10 anni, non lo credo, per quanto il gradiente tecnologico è elevato. Allora mi incuriosirebbe chiederlo: probabilmente vuole ripercorrere l'esperienza di grossi player tipo Hyundai e Honda, cioè avere una piattaforma avanzata per poi puntare a un prodotto commerciale che probabilmente non sarà un bipede. Ecco, questo mi incuriosisce. Veramente vorrei chiederglielo. Perché? Perché onestamente status quo della tecnologia non credo sia per un problema di costi, sia per un problema proprio di difficoltà. Non a caso, quando Honda poi sviluppò Asimo, in realtà poi sviluppò Unicab, che praticamente era un uniciclo in cui la tecnologia di stabilizzazione del gate, cioè del passo della deambulazione del bipede, fu utilizzata per la tecnologia ZMP, Zero Moment Point, per l'autobilanciamento delle persone che vanno sull'uniciclo. Allora questo mi incuriosirebbe sapere se veramente possa credere in un prodotto commerciale di cui la scala dovrebbe essere 5-10 anni, o se invece voglia avere, come dire, una tecnologia a forte gradiente, però su una scala temporale più elevata, che magari però potrebbe dare luogo a un altro prodotto. Ecco, questo mi incuriosirebbe. Bruno Siciliano, grazie, professore all'Università Federico II di Napoli, grazie per essere stato con noi e per aver fornito questa panoramica sui trend della robotica e soprattutto il rapporto che avrà sempre di più con l'uomo. Grazie professore. Grazie a voi.
Ora brevemente sigla e poi parliamo di piccole e medie imprese.